E quanta gente ci sono in casa? Papà, non sai non dire, tu senza una casa. Da tu, ma poi dico io, ma cavolo te insumiato tu? Cioè, ma fammi capire poi, pigli pure i soldi pezzi. No. Ma che ne ci siete sempre meando? Un certo senso. A buone siamo combinati. Ora qui io, un povero che siamo, un generale dell'esercito familiare, manco si può allontanare mezz'ora per gli a difendere pugna e diente, sotto ci attocca per diritto, di cui è quando ritorna a casa. Anziché trovare il resto dell'esercito vittorioso sui nemici, che cosa trova? Trova dei stessi soldati che ha levato con tanto amore che combattono con sorezzo. Anu, sua mamma, ma che sempre fai? Proprio tu, con militare, fusta Ha riformato. Brava nonna, ma che c'è ridere? Tanuzza, avanti, dai, non farà così. E poi, so queste cettine bieruca, nella sua famiglia. Fammi capire, già vedete del tu. O capivo, questa battaglia avevo persa in partenza. Sogno solo con suo mondo. Ma me e la sua famiglia non sanno unire, sono nelle stesse nostre condizioni e non sanno ne passare la notte. Non ci posso credere, dico io, crocevessa, magari pure tu mi stai lasciando solo in mezzo alla battaglia. Cioè, posso capire io al limite, Tommaso, che è sempre soggia, ma dico io, tu, sangue non mi cuore, sciato non mi polmone, zucchero che cuore il mio da bene. Tu mi hai tradito! E allora sai che faccio? Che fai? Travolto dal dolore del tradimento, mi arrendo. Chiudete il sipario e applauso a te e te! Oh signor Cardetto è un attore nato! Bravo, perché non mi emozionavo! Bravo, mi sta bene, bravo! Basta Gino, ora finiscila questa camorria. La situazione è chista, che ti piace o no? A qualcuno sono sicuro che ti piace! Insomma, siamo nella stessa situazione tutte e due. E se prima un bene chi dura l'ufficio, ma vedere come andiamo a arrangiare. Ecco, zoccuri cimela e bieru, fino a quando un bene chi dura comune, ama stare tutti insieme, là. Basta! Giusto signora, avevi ragione. Non c'è altra soluzione che convivere. E ci mancava che non eri d'accordo. Oh papà! E tu che dici? Perché la mia parola conta qualche cosa, cioè non ha contato mai. Avanti, non farà così, capisci la situazione? Sì, papà, capisci la situazione, papà? A te l'anno prossimo, domani o danno, perché non ne Ecco, l'anno prossimo stai! Che troppo sveglia, mi pare, e poi ti faccio vedere. Sì, papà, capisci la situazione. E allora? Allora signora, allora che buono. Allora, visto che la situazione è chi da che, vuoi dire che la massa incidente fino a domani mattina? Che a Speranza, che il suo impiegato comunale, viene prima romano. Anche se sinceramente io, ahimè dopo, questo impiegato comunale, ho bello come dei fischi, e prima che si smuovono con la siaggia, passa una vita. Ma comunque mi pare a me che non c'è già soluzione. Gino, tu che dici? Che dire, Mela? Che sta zitta? Picciotti è da buace, manco c'è bisogno che vestio. Mamma, tu che dici? Non c'è altra soluzione, figlia. Papà? Camela, che poi che ti dico papà? Vuoi dire che? Lo sai che per me non ci sono problemi, vuoi dire che per qualche giorno siamo tutti sotto il teatro.